Buona serata da prealpina.it, partiamo con la pagina elettorale. La campagna elettorale di Busto Arsizio inizia a scaldarsi. Il Partito Democratico, attraverso il segretario e capolista Paolo Pedotti, ha presentato 2 esposti all'autorità garante per le comunicazioni, alla Guardia di Finanza e anche al prefetto. L'accusa è rivolta al sindaco uscente Emanuele Antonelli e alla vice sindaco Manuela Maffioli. Si parla di violazione del divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo di convocazione dei comizi elettorali. Al centro dell'attenzione è un evento culturale previsto domenica e 16 post sulla pagina Facebook del Comune che evidenziano la partecipazione a vari eventi di Antonelli e Maffioli, entrambi candidati. Qualcosa di simile era già avvenuto a Gallarate e Agcom ha invitato il sindaco uscente e nuovamente candidato Andrea Cassani a non partecipare a incontri istituzionali. Mentre Agcom prepara la sua replica, il PD intanto pensa ad altri esposti su presentazioni di progetti urbanistici annunciate per il 27 e il 30 settembre. Ci spostiamo a Varese. In Piazza Repubblica è stata collocata la casetta che ospiterà il presidio della polizia locale. Il progetto di cui si parla ormai da alcuni anni si sta concretizzando proprio in questi giorni. Collocata la struttura, ora si procederà con l'isolamento e con il cappotto esterno. A breve dunque la centralissima piazza, dove dall'aprile scorso è stato trasferito il mercato cittadino, vedrà la presenza fissa degli agenti di polizia locale, per garantire più sicurezza non soltanto fra le bancarelle. Come spiegano da Palazzo Estense, si tratta di una novità legata ai lavori di riqualificazione che hanno riguardato questo spazio cittadino nell'ultimo periodo. E restiamo a Varese. È stato sottoscritto questa mattina il patto per la lettura. Vediamo tutti i dettagli nel servizio realizzato dalla collega Renata Manzoni con immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Assessore alle politiche giovanili e partecipazione Francesca Strazzi. Stiamo presentando oggi il patto per la lettura che riguarda anche la città di Varese. Qual è la sua importanza e il peso per la nostra comunità? Sì, è importantissimo, è un patto per la lettura che coinvolge vari istituti, enti, scuole e tantissime persone che si occupano di lettura nei modi più diversi e svariati. È importante per incentivare sempre più cittadini, giovani, bambini a leggere, a riscoprire la realtà dei libri ed appassionarsi delle storie raccontate dagli altri. È anche un modo per incentivare nuove forme di socialità. La lettura ha veramente tantissimi risvolti e con questo patto si vuole creare una sinergia che sia poi utile a ognuno di noi per riscoprire appunto il piacere di avere un libro in mano e lasciarsi trasportare dalle storie che il libro racconta. E quindi oggi abbiamo creato veramente questa bella rete e attraverso questo patto vogliamo sempre più incentivare la lettura, portare persone a riscoprire i libri, le biblioteche e tutti i luoghi dove il libro ha la sua casa. Tiene sempre banco il dibattito sul Frecciarossa a Malpensa. A unirsi al coro di voci favorevoli al ritorno dell'alta velocità, dopo Giorgetti e Salvini, è ora Raffaele Cattaneo, oggi assessore regionale all'ambiente. Il 13 settembre del 2010, ricorda Cattaneo, ci fu il primo viaggio del Frecciarossa fino allo scalo, con 2 coppie di treni, poi diventate 4. Fu una sperimentazione, poi interrotta e rinata con Expo nel 2015, ma l'ipotesi è ancora attuale. L'esperimento del 2010, dice Cattaneo, permise di affrontare e risolvere alcune criticità, per esempio l'adeguamento della banchina, prima troppo corta per accogliere i convogli da 320 metri, e si dimostrò che la rete era in grado di reggere l'alta velocità, non a 300 km/h, ma con rallentamenti a 160. Ora bisogna però considerare il raccordo tra T1 e T2, allora inesistente, e il terzo e quarto binario fra Gallarate e Rho. Dal collegamento diretto con Malpensa e le maggiori città d'Italia si trarrebbero, dice Cattaneo, solo vantaggi in termini di business e di turismo. A Legnano intanto prende corpo la Bicipolitana. Domani, a partire dalle 16, nel parcheggio tra le vie Volta e Moscova, si terrà un incontro pubblico per presentare il tracciato della linea 1 tra Ospedale e Rescaldina, il cui completamento, insieme con quello della linea 3 tra Villa Cortese e Olmina, è stato approvato dalla Giunta per una spesa di 170.000 euro.
Quello di favorire gli spostamenti in bici lasciando a casa l'auto è uno degli obiettivi dichiarati dalla Giunta Radice, che sta mettendo a gara la prima tranche del progetto in modo da cominciare i lavori già nella parte finale dell'anno. Il raccordo tra il nuovo ospedale e Rescaldina è in gran parte esistente, ma occorre intervenire ancora su 3 punti: l'incrocio tra Corso Italia e via Alberto da Giussano, lo snodo di via Verdi e in via Volta, il cui primo tratto deve diventare a senso unico, non essendoci spazio sufficiente per una corsia ciclabile. I futuri collegamenti uniranno anche Villa Cortese all'Olmina, Mazzafame e San Vittore Olona, l'isola del Castello e il parco Falcone e Borsellino. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento domani all'edizione delle ore 13 e vi auguriamo buona serata.